Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. I principali titoli di questa mattina: si è aggravato il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla Caltanissetta-Gela. Oltre le 2 vittime riportate inizialmente è deceduta anche la giovane Eleonora Modica di 31 anni che era stata trasportata in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Elia. Incidente mortale nella notte nel Catanese, a perdere la vita il ventenne Ivan Oliveri. Il giovane si trovava alla guida di un'auto quando ne avrebbe perso il controllo lungo Viale Libertà a Ramacca. E un altro incidente mortale è avvenuto a Palermo davanti all'ingresso dell'ospedale civico. A scontrarsi 2 moto, uno dei 2 conducenti, un 51enne, è morto sul colpo. Un 17enne ricoverato in ospedale ad Acireale nel Catanese dopo aver subito un pestaggio, un colpo di fucile ad un braccio da un suo coetaneo e dal fratello di quest'ultimo, alla base motivi di gelosia per una ragazza. Sequestro nei confronti di un imprenditore a Mazara del Vallo per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro di beni. Pare che l'uomo finanziasse la sua attività imprenditoriale attraverso la commissione di reati. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.